gentilezza a rettore di andare via. Grazie a tutti ragazzi. Per la troupe per andare via, quindi lo ringraziamo di tutto. E ringrazio soprattutto voi di essere qui. Ringrazio lo Stato che oggi sono stati schierati per ascoltare protagonisti anche loro di questa stagione che abbiamo voluto raccontare oggi. Teneva molto il Presidente, salutarvi, parlare di quello che è successo, ovviamente insieme al coach Maurizio Buscaglia. Quindi lascio spazio a voi, so che dopo le vostre domande, faccio l'intro davanti al Presidente Federico Grassi e salutate poi il coach Maurizio Buscaglia. Buon pomeriggio anche da parte mia, grazie di essere qua. Innanzitutto, partendo dal finale, diciamo, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefissato a inizio anno, quindi ci siamo salvati con grossi alti e bassi, capendo quelli che sono i nostri errori fatti durante l'anno. Chiaramente gli errori, nel momento in cui ci sono, me ne assumo io la responsabilità, essendo il Presidente, e quindi passando per me quelli che possono essere gli acquisti fatti durante l'anno. Volevo innanzitutto ringraziare tutto l'organigramma e tutti quelli che hanno lavorato con noi quest'anno. C'è stato un lavoro incredibile, un lavoro perfetto, un lavoro fatto in grossa armonia forse neanche vista durante la cavalcata dell'anno scorso, solo 7 sconfitte. Possiamo dire che quest'anno le sconfitte ci hanno compattato, ci hanno reso più forti, ci hanno reso ancora più di esperienza rispetto a quella che avevamo precedentemente. Abbiamo fatto un anno, quasi possiamo dire un anno di asilo, e ora iniziamo a studiare per diventare grandi. Quindi stiamo ragionando per poter migliorare tutto quello che abbiamo fatto in quest'ultimo anno. E volevo ringraziare i tifosi, tutti, soprattutto la curva nostra che domenica ha dato uno spettacolo bellissimo e ci dispiace solo non aver potuto regalare la vittoria a questi tifosi. Un ambiente, quello di domenica, col palazzetto pieno, che era bello da vedere e era bello far innamorare di noi questo sport tanta gente. Chiaramente il mio invito è quello che sul discorso abbonamenti, noi siamo partiti in Serie B che avevamo 250 abbonati, siamo arrivati in Serie A, quest'anno abbiamo fatto 300 abbonati. Un po' il Covid sicuramente che tarpa le ali un po' a tutti, un po' forse la non fiducia in questa società che non si riesce a capire da dove esce. Noi ci piacerebbe che si riuscisse ad arrivare almeno a un raddoppio degli abbonati, quindi iniziare a fare innamorare questo popolo di nuovo del basket, quindi starci vicino e aiutarci a crescere, perché noi stiamo crescendo. Quindi quello che volevo annunciare oggi è che abbiamo confermato il direttore sportivo Alessandro Bolognesi, abbiamo confermato la coordinatrice Barbara Feluca, il coach già aveva, diciamo, è il coach Maurizio Buscaglia. Da qui ripartiamo, da qui inizieremo a lavorare per tentare di far vivere a Napoli una stagione sicuramente migliore di quella di quest'anno. Un piccolo appunto, sono successe delle cose negli ultimi 2 mesi che un po' comunque mi hanno fatto dispiacere. Sono state sentite campane solo da una parte, tifosi che mi hanno dato il farabutto, che hanno detto che la società si dovrebbe vergognare di come ha giocato la squadra. Questo tutto perché si è sentita solo una campana. Noi, come abbiamo fatto per tutto l'anno, non faremo mai uscire quello che succede all'interno di questa società, come fa tanta gente al di fuori, ma noi siamo superiori a tutto questo. Però mi piacerebbe che i tifosi non ascoltassero una sola campana, ma ascoltassero un po' tutti, perché non è detto che la campana che si sente sia quella giusta, sia quella da seguire, e poi insomma anche noi abbiamo le cose nostre da dire che non diremo mai, perché secondo me le cose di una società sportiva nascono e muoiono all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una stanza,
e non ci sono tante giustificazioni da dare perché succede una cosa o perché ne succede un'altra. Succedono delle cose perché la società vuole tentare di fare tutto per portare la nave in porto. Ci siamo riusciti, questo dovrebbe essere il significato di questa stagione e questo dovremmo andare avanti. Ci sono state persone, anche giornalisti di testate importanti, che hanno criticato la società sui social, parlando male, dicendo che non eravamo strutturati, che eravamo messi male. Secondo me è ridicolo, completamente ridicolo, perché noi siamo qua, possiamo stare qua, possiamo parlare con tutti, possiamo dire tutto quello che ci sta. Non mi sembra che la società si sia mai tirata indietro per parlare con qualcuno o per dire qualcosa di quello che succedeva. Certamente da noi non saprete mai quello che è successo, e mai perché un giocatore se n'è andato, e mai perché un allenatore se n'è andato, non lo saprete mai, perché le cose finiscono dentro lo spogliatoio. Napoli è la città dell'inciucio, quindi è il divertimento è andare a scoprire il perché. Lo scoprite da altre persone, lo vedo un po' triste come cosa. Poi che ognuno debba criticare la società fin quando è una critica costruttiva, noi siamo pronti a riceverla se è costruttiva. Se è una critica giusto per parlare o per fare i leoni alla tastiera, possono anche risparmiarsela, secondo me. Altra cosa, ultima, poi faccio parlare il coach. Io credo che questa società in 5 anni, nel bene e nel male, ha dato dei risultati, ma la cosa più importante che ha fatto questa società, ha fatto parlare di basket, non ha fatto parlare di problemi economici, di niente. Si è arrivato a dire che io volevo retrocedere perché non volevo stare in Serie A, e secondo voi io retrocedevo, prendevo Gudaitis per retrocedere, cioè andavo a fare un acquisto che alcuni hanno anche criticato dicendo la cifra che io avrei speso, ma forse si è dimenticato che abbiamo tagliato un giocatore, che gli sponsor, che ringraziamo sempre per il loro aiuto, ci hanno dato un apporto. Quindi tutta gente che parla senza neanche sapere, oppure pensa di poter sapere di che cosa stiamo parlando, casomai non sa manco quanto fa 1 più 1, quindi è un po' difficile tutto questo. Quindi io vorrei che crescessimo anche come struttura all'esterno, come aiuto, perché noi abbiamo bisogno di aiuto dalla città. Noi già siamo criticati e fortunatamente ora, dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto, meno da tutta Italia. Se poi anche in casa dobbiamo avere chi è pronto a godere delle nostre sconfitte, e vabbè, ci metteremo l'anima in pace e andremo avanti anche sotto questo aspetto. Quindi io spero, insomma, da domani ci mettiamo al lavoro per ragionare, per creare un nuovo organigramma, per creare nuove cose. Siamo partiti dalla testa, dove noi crediamo molto in questa triade che abbiamo formata, perché secondo noi abbiamo capito bene tutti gli errori e quindi possiamo andare avanti così. Grazie. Prego, coach, salute da parte tua, Ma io ho fatto 50 giorni, li ho fatti molto belli. Il pubblico, il tifo, le persone mi hanno accolto magnificamente e continuato anche per strada e al palazzetto a incitare per portare un risultato alla fine. Io sono arrivato e ho avuto un impatto da parte delle persone che hanno lavorato con me straordinario, che mi hanno preso e inserito nella realtà, preso e inserito nel viaggio che stava facendo in Serie A Napoli. Ho preso un incarico difficile perché a 8 giornate dalla fine comunque salvarsi con un calendario, però dall'altra parte molto stimolante. Io onestamente sono arrivato e immediatamente ho avuto una disponibilità enorme, una professionalità enorme, una linea precisa di come mantenere dritta la nave e soprattutto abbiamo reso positive l'ansia, lo stress, la pressione che bisogna avere per avere del risultato. Ma non è stata negativa, è stata positiva, cioè si è trasformata nella tranquillità, nella sistematicità con cui facevamo le cose, nella reazione alle sconfitte per arrivare comunque alle partite giuste, sapendo che c'era sempre la possibilità. Siamo arrivati a un'ultima partita in cui
mi dispiace non aver amplificato questa festa incredibile di quel palazzetto lì, di questo palazzetto, è stato meraviglioso. Mi dispiace un po' perché vincendo era ancora più bello, ma è stato bello lo stesso, perché esci tra gli applausi, ti aspettano fuori, e stamattina hanno continuato al bar a dirmi le cose, quindi da quel punto di vista è stato assolutamente bello. E capita per un allenatore, quando vedi queste cose, capita come nelle partite. Io sono arrivato la prima partita a Tortona, me lo ricordo ancora, parlavo con lo staff, dicevo ragazzi, quest'ultimo periodo, forse l'ho detto a un po' di giornalisti, anche un po' di voi, l'ultimo periodo di Tortona non è l'ultimo di questa partita, è il primo della prossima che dobbiamo vincere. E questo palazzetto mi ha dato la stessa sensazione, al di là dei saluti e dei ringraziamenti, non è l'ultimo della stagione, spero sia il primo del proseguio. Ho fatto un periodo ovviamente diverso rispetto a tutto quello che il presidente ha elencato, che fa parte della storia della stagione. Sono molto contento del risultato, devo ringraziare tantissimo lo staff tecnico, devo ringraziare tantissimo lo staff medico, devo ringraziare tantissimo lo spogliatoio compatto, unito, che ci ha seguito, è stato lì ogni partita, che si vincesse o si perdesse, e devo ringraziare proprietà e club perché hanno trasmesso la tranquillità e l'organizzazione necessaria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che poi uno pensa a dentro il campo, siccome noi siamo allenatori e giocatori dobbiamo pensare a dentro il campo. Se fuori è tutto ottimo come è stato in questo periodo che ho vissuto, dentro al campo alla fine il risultato, con le fatiche del caso, ma può arrivare. Quindi è stato sicuramente così e sono veramente contento, anche perché Napoli è una piazza che a livello di pallacanestro ha tanto da fare e da dare. Grazie coach. Comincia ragazzi con le nostre domande, c'è Stefano, Simone, grazie. La domanda per Federico, oggi è il bilancio, no, della stagione. Nel bilancio ci sono ovviamente cose positive e cose negative. Quali sono secondo te le cose positive e quali invece le cose negative da cui trarre l'insegnamento della prossima stagione? La cosa positiva è la crescita della struttura societaria, di tutti quelli che fanno parte di questo gruppo, che rispetto a inizio anno sono cresciuti tantissimo. Un lavoro dietro le quinte, un grosso lavoro con aiuti fra di loro e grossa coesione, quindi questo secondo me è il dato più importante che ci ha permesso insieme al coach di portare la barca in porto. Lato negativo, ci siamo fatti prendere dalla fretta per cambiare i giocatori che dovevamo sostituire, quindi abbiamo fatto degli errori di valutazione e questo ci ha danneggiato perché noi a novembre abbiamo finito tutti visti degli americani, quindi abbiamo fatto diversi errori sotto questo aspetto, ne facciamo tesoro per l'anno nuovo e sicuramente non ci faremo prendere più da questa fretta nel sostituire, ma si può giocare anche con gli altri giocatori, aspettare un attimo e aspettare di capire quale possa essere realmente un giocatore che ci possa dare un vantaggio e non doverlo andare a recuperare per poi farlo giocare. Grazie Stefano. Massimo, Federico, immagini di toccare gli abbonamenti, il pubblico si è compattato in queste ultime settimane anche con questa politica dei prezzi più bassi, quindi probabilmente ci sarà anche un livellamento da questo punto di vista, cioè pensare magari ai più giovani o ridurre in assoluto i prezzi. Noi sicuramente ragioniamo sui prezzi. Tieni presente che quest'anno forse Napoli è la società che ha i prezzi più bassi di Serie A, però è chiaro che noi vogliamo andare incontro ai nostri tifosi. Sicuramente stiamo facendo accordi con le società giovanili a cui noi crediamo tanto e con cui ci lavoriamo tanto per portare sempre più società a entrare nella nostra rete e creare un'academy che possa essere il fiore all'occhiello di tutto il Sud Italia, anche perché noi, se riusciamo a compattare le società e se riusciamo a portare più giovani a giocare, arriviamo poi al mio sogno, che era quello di quando ho iniziato, di portare a giocare giocatori campani in Serie A. Una piccola soddisfazione ce la siamo tolti domenica, dove ha debuttato un 2005 Simone Sinagra,
che fa l'Under 17 è un percorso di crescita con noi e che quindi è un giocatore napoletano, campano, che ha debuttato con la nostra società. Quindi noi speriamo nei prossimi anni di poter far crescere questi ragazzi e portarli a giocare. L'anno scorso la conferenza simile dicesti che non eri ancora soddisfatto dei risultati, insomma, del settore giovanile. Invece quest'anno con 3 finali regionali 19 e 17 e 15 e non sappiamo che altro non andrà a finire, insomma, questi finali. Insomma, sei più contento, sei soddisfatto o vorresti, insomma, ancora più prima? Stiamo crescendo anche in quel settore. Sicuramente siamo molto più soddisfatti rispetto all'anno scorso perché abbiamo visto un percorso di crescita dei nostri ragazzi, ma l'abbiamo visto anche, e tu li segui, nella Serie C Silver, dove l'anno scorso sono arrivati all'ultima giornata per salvarsi, quest'anno sono in lotta per un posto ai playoff e sono tutti ragazzi 2003, 2004 e 2005, quindi siamo molto contenti del percorso che stanno facendo. Non dimentichiamoci che noi veniamo dal weekend dove la nostra Under 19 ha fatto la Next Gen a Pesaro, dove tutti pensavano che Napoli andasse per subire 40 punti a partita e 3 sconfitte. Ne abbiamo vinta una, abbiamo perso male con Pesaro, ma era la prima e avevamo anche 3 innesti, quindi comunque c'era un po' di difficoltà, e l'ultima ce la siamo giocati fino all'ultimo secondo con Brescia, e comunque ha un settore giovanile portato avanti e fatto crescere da Luca Vitali quando stava a Brescia, quindi comunque è un settore importante, quindi siamo riusciti a iniziare a dare una nostra autonomia. Certo che deve sempre migliorare e sempre crescere, perché è chiaro che quest'anno siamo arrivati alle finali regionali, poi vedremo come andranno le finali regionali, però il nostro scopo è arrivare alle finali nazionali. Si può pensare a quest'anno è la salvezza, poi vediamo, quest'anno magari anche per l'Italia di poi importante, quest'anno proprio magari davanti della destra. Noi stiamo già lavorando ai conti della società per poter far sì di mettere a disposizione del nostro gruppo un budget per creare la squadra. Sicuramente io sono sempre convinto nella politica dei piccoli passi, quindi nella crescere e dire l'anno prossimo proveremo a fare una salvezza tranquilla. L'unico rammarico di quest'anno nella soddisfazione generale era che vincere l'ultima partita domenica ci avrebbe permesso di iniziare, insomma, a poter chiedere una wild card per portare Napoli in Europa, e sicuramente l'avremmo fatto, sicuramente ci avremmo provato, perché secondo me è un altro tassello che noi dobbiamo andare a mettere. Dobbiamo riportare Napoli in Europa, dobbiamo far vedere a tutta Europa che Napoli esiste, anche se il coach ci ha detto, venendo dall'Israele, che comunque si inizia a parlare di Napoli, più in Italia che fuori, però comunque si inizia a parlare bene di Napoli. Quindi questo è un rammarico della partita, dove i ragazzi hanno dato veramente tutto e dove abbiamo giocato fino all'ultimo secondo. Purtroppo era una gioia un po' per tutti, per noi e per i tifosi, per i giocatori, aver raggiunto anche un altro piccolo obiettivo, e comunque ci eravamo ripromessi in questo primo anno di Serie A. Quindi forse l'unico rammarico di questa stagione è questa qua. Sì, volevo innanzitutto una domanda sul pubblico. Se ci sono idee o addirittura principi di accordi con gli sponsor per l'anno prossimo? Allora, stiamo lavorando. Sta facendo un grossissimo lavoro il nostro responsabile marketing Nicola Tolomei. Stanno andando avanti delle trattative, ma non ci sono ancora delle certezze, quindi fin quando non ci sono le certezze è inutile parlarne. Però stiamo lavorando tanto, abbiamo avuto grossi ritorni dagli sponsor, sono tutti soddisfatti di quest'anno che hanno fatto con noi. Speriamo di riuscire ad ampliare e di riuscire a dare una mano ancora di più a questa società. Anche una domanda. Mi chiedevo che tipo, da un punto di vista tecnico, che tipo di squadra le piacerebbe per l'anno prossimo? Non lo so. Non lo so. Io sono in fase festeggiamento salvezza. 2 o 3 giorni. No, io non ce la faccio. Abbiamo avuto delle settimane veramente dure. Siamo appena
ci siamo appena svegliati con, voglio dire, con il club, la struttura, il management, dobbiamo sederci a tavolino, pensare bene con Alessandro, con Barbara, quindi ora in questo momento penso a quello che la squadra è riuscita a dare fino all'ultima partita e poi vedremo. Una per il presidente, una del coach, lo sai, ha avuto paura per un attimo nelle ultime partite quando sembrava, ma alla fine è stato così, che lo scontro contro Bologna fosse il match per questa cosa. Paura sì, a un certo punto si era messa la situazione comunque di difficoltà, quindi però avendo visto la società, la squadra lavorare in campo e la compattezza di tutto il gruppo nel lavorare, ero convinto che noi a Bologna ci saremmo andati a giocare la partita e a poter vincere. Poi ci sta chi pensa che era nettamente più scarsa di noi e perciò abbiamo vinto, perché sono due squadre nettamente più scarse e perciò siamo rimasti in Serie A. Però sono tutte cose, alla fine ci siamo in Serie A, ce la godiamo quest'anno, perché l'anno scorso non ricordiamoci che siamo saliti il 28 giugno e abbiamo dovuto fare tutti gli adempimenti per salire in Serie A fino al 21 luglio, quindi siamo usciti, tra virgolette, pazzi per creare la nuova società. Quindi quest'anno quello che ci piace è finire di festeggiare, insomma, questa salvezza e iniziare a programmare con tranquillità l'annata, perché ce lo possiamo permettere e perché comunque abbiamo dato ancora di più un segnale che Napoli c'è, che Napoli è solida e che comunque può ambire anche a giocatori importanti. E al coach, da un punto di vista umano, cosa ti hanno dato i giocatori? E adesso tu non mi farai chiaramente i nomi di giocatori sul mercato perché siamo ancora ai discorsi iniziali, però nella tua idea di squadra secondo te se possono avere un futuro Mettappi, Zerini, Guglietti, insomma dei giocatori che poi nelle ultime partite su cui si sono messi un po' più sulla sia tecnicamente come. Guarda, per quanto riguarda quello che è stato la parte di rapporti, la parte devo dire cose bellissime, nel senso che, come ti dicevo prima, quindi entriamo in spogliatoio, così facciamo un discorso prettamente squadra, i ragazzi hanno dato una grande disponibilità immediata, io sono entrato e loro mi hanno guardato negli occhi e abbiamo incominciato a lavorare, hanno continuato a guardarmi negli occhi fino a ieri sera quando è finita l'ultima partita. Ci siamo compattati, hanno seguito, hanno superato i momenti difficili delle sconfitte quando le partite diminuivano e tu ti dovevi salvare, anche se la testa era alla partita, come l'abbiamo chiamata. Sono stati giocatori in grado di percepire che stavamo diventando migliori su alcuni aspetti, eravamo competitivi, le partite si giocavano su possessi, veramente, tiro che entra, tiro che esce, anche con squadre strutturate ed esperte. Quindi mi hanno dato tanto, per quello in questo momento io di chi c'è, di chi farà, non ho risposte, perché ho sulla pelle la bellezza dell'aver convissuto e dell'aver condiviso con loro il risultato. Presidente, fatto una precisazione, da un punto di vista contrattuale ci sono quali sono i giocatori che hanno giocato l'anno prossimo? Parks ha rinnovato, quindi lo sanno tutti quanti, quindi ha rinnovato il contratto. Poi ci sta Zerini e Oglietti che hanno un anno di contratto, poi non ce ne sono altri. Una per il Presidente e una per il coach. Presidente, ieri Benaventis, Presidente del Calcio Napoli, ha avuto una conferenza stampa con Napoli che ha parlato del futuro dello stadio Maradona. Come lei pensa, uno dei sogni dei tifosi del Napoli Basket è quella di tornare prima o poi al mare d'argento, sempre con la politica dei piccoli passi, come ha detto lei. Ha la sensazione che si possa creare una sinergia col comune, con la regione, per avere la possibilità di portare il pubblico al mare argento e poi dopo il mare argento è il sogno di tutti, di aprire il mare argento. Si sta parlando col comune, però si è sempre in una fase embrionale, quindi
è inutile andare a dire sì, si farà, lo facciamo in 3 anni, fra 2 mesi avrete il palazzetto, è inutile parlare di tutto questo. Si sta discutendo la possibilità di poterlo fare, noi non ci tiriamo indietro, però è ancora tutto in alto mare. Certamente è il sogno di tutti quanti tornare a stare all'interno del Mare Argento, avere 10.000 persone come avevamo all'epoca e avere tanta gente a vederci, quindi è un discorso sicuramente che proveremo a portare avanti, ma non è un discorso che si fa né domani mattina né fra un anno. E hanno stanno piacendo tanto le 4.000. Esatto. Coach, questa non è naturalmente la sua squadra, perché lei comunque lo è diventato, perché è dovuto arrivare in corsa. Mi sarebbe per dire 3 aggettivi per il suo Napoli, per la sua Napoli dell'anno prossimo. Allora, guarda, è normale che quando un allenatore subentra guida la macchina che non è la sua, però tu hai detto che lo è diventata, però io ti dico, non lo è diventata perché io sono diventato l'allenatore, lo è anche diventata perché siamo riusciti a mettere in campo 3-4 cose che ci accomunavano, ok? Staff e squadra, quindi lo è diventata non perché solo perché l'ho presa in mano, lo è diventata anche perché abbiamo cercato di compattarci e di trovare la linea giusta per essere migliori, quindi a me fa piacere che lo sia, perché è diventata una squadra che comunque ha messo in campo caratteristiche di durezza per tutto quello che ha potuto, quindi sappiamo bene che parliamo non al 100%, con qualche up and down e eredità, ha messo in campo consistenza di stare lì tutte le volte dopo sconfitte. Noi abbiamo perso diverse partite in casa e insomma devi andare a vincere in trasferta, abbiamo vinto a Treviso e a Bologna, le 2 squadre con cui lottavamo, quindi abbiamo certificato la nostra salvezza anche su campi tostissimi dove era difficile, per cui questa si trasforma un po' in identità, però onestamente uso queste parole che mi piacciono, ma non è che l'abbiamo espressa in maniera eccelsa, però l'abbiamo espressa quanto è bastata per sopportare la sconfitta, per andare avanti, per voltare ogni volta pagina e per vincere le partite necessarie per arrivare alla salvezza. Alla fine conta quello, ci siamo salvati, quello conta. Il resto è il percorso. Un'altra domanda, ragazzi. Chiedo al coach e al presidente del piccolo Bertagno che fare le televisioni nazionali, ci hanno provato qualche intervista. Io intanto vi recupero il pezzo, se cominciamo a fare una di questo. Grazie.